Benedetta, sono ritornata a Lugano nella mia libreria preferita e ho avuto una sorpresa. Cosa ci fai tu con i libri di neuroscienze? Io vendo di tutto, dovresti saperlo. No, ma ti giuro, quando l'ho visto ho detto è mio. C'ho anche in inglese la versione. No, in inglese no. Pensa, questo è il libro per cui ho fatto 20 anni esatti fa il corso di memoria. E solo che ai miei tempi lei aveva la copertina rigida, capisci perché? Però mi ha cambiato la vita. All'epoca l'avevo venduto perché ero una studentessa squattrinata e avevo bisogno di soldi. Oggi l'ho ricomprato, non posso non averlo, è proprio un cimelio storico. Questo è il libro per cui ho fatto il corso appunto tanti anni fa. Però al di là di questo, era giusto per farti capire da dove sono partita. Lei mi ha consigliato un libro bellissimo che ho letto tempo fa, che ha spostato il mio formaggio. Parla di cambiamento e racconta la storia di un topolino. Il topolino era abituato ogni giorno a percorrere la stessa strada all'interno di un labirinto per trovare la pappa, il suo cibo, il formaggio. Poi cosa succede a lei un giorno? Che qualcuno gli ha spostato il formaggio. Qualcuno gli sposta il formaggio, il topolino come reagisce? Il topolino, momento di panico, dire adesso, e poi Inizia a a pensare pensare cosa fare, come trovare un'altra strada. un'altra via E la trova. e la trova. Cosa significa? Quante volte succede nel nostro quotidiano che c'è qualcosa che non funziona, che c'è qualcosa che rompe quell'abitudinarietà a cui siamo tanto legati? Una cosa carina è che il topolino nel viaggio impara e scrive nei muri tutto ciò che ha imparato. Vorrei condividere con te i suoi pensieri. Il cambiamento è inevitabile. Ci sarà sempre qualcuno che sposterà il formaggio. Però può essere positivo, altrimenti sai che noia l'abitudinarietà. Prevedi il cambiamento, è una cosa che io dico sempre in azienda, gioca in anticipo. Oggi ero a pranzo con un direttore risorse umane di una grossa banca svizzera e dicevo, se tu agisci quando è il momento di agire è già troppo tardi. Se tu fai formazione quando l'azienda è in crisi è già troppo tardi. Gioca in anticipo, perché se giochi in anticipo i risultati sono molto più impattanti. Controlla il cambiamento. Annusa spesso il formaggio, così ti accorgi se diventa vecchio. Sii costante, sii presente, sii sul pezzo, renditi conto di quello che accade. Adattati rapidamente al cambiamento. Se posso cambierei questa frase perché la parola adattati non mi piace, accogli, perché adattare mi dà l'idea di qualcosa che devo necessariamente fare, l'accogliere invece è qualcosa che decido di fare. Cambia, spostati con il formaggio. La natura lo dice, cresci o muori, se resti sempre uguale non funziona. Apprezza il cambiamento, assapora il gusto dell'avventura e goditi le delizie del nuovo formaggio. Sii pronto a cambiare rapidamente, a farlo con gioia sempre maggiore. E chi ha spostato oggi il tuo formaggio? Quali sono le scritte sui muri del labirinto metaforico che tu puoi adottare per imparare una lezione, per rinnovare magari certi comportamenti che sono un po' stanti e che non ti portano più quella gioia nell'eseguirli? Bella, c'è qualcuno oggi che ha spostato il formaggio per te? Per adesso no, allora mi auguro che qualcuno te lo sposti. E da Nicoletta è tutto, vi saluto con il mio cimelio storico in mano, alla prossima, ciao! To make things right, that's how a superhero learns to fly.